È stata dimessa dal Cafoncello nel primo pomeriggio di oggi Marta Novello, la ragazza aggredita 2 settimane fa a Mogliano, ad abbracciarla idealmente un'intera comunità. La sua vicenda ci ha commosso, dicono dall'ULSS 2. Le parole del papà di Marta, Luigi Novello: mia figlia sta bene, vuole un po' di pace, la convalescenza sarà lunga, dice, grazie ai sanitari e a chi ci è stato accanto. Tragico incidente stradale nella notte a Piombino Dese, 19enne perde il controllo della moto e muore poche ore dopo il ricovero in ospedale, frequentava il liceo Giorgione a Castelfranco. Ricettazione di steroidi e ormone, blitz dei carabinieri del NAS nel mondo del bodybuilding in numerose province d'Italia. A Treviso 8 denunciati, sequestrato 1 migliaio di prodotti. A Castelfranco oggi la sperimentazione del vaccino somministrato in auto in modalità drive-in, protagoniste oltre 400 persone ad accesso diretto della classe 35, modello da replicare, dice l'ULSS 2. Contagio al funerale, si allarga il focolaio scoppiato a Borso del Grappa durante una cerimonia religiosa, salgono a 22 positivi, nuovo appello del sindaco a chi non si è presentato per il tampone. Sostegni e chiusure mirate non generali, l'appello di uno dei ristoratori trevigiani che vedono disattese le speranze di riapertura anche dopo Pasqua dal governo l'elemosina. Sarà un'altra Pasqua diversa dal solito, ma domani Antenna 3 non vi lascia soli, Maratona TV e per tutto il giorno dalle 10 del mattino ospiti, musica, collegamenti e la messa del Patriarca. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli in primo piano, però una buona notizia: il drammatico accoltellamento di Mogliano. A meno di 2 settimane dall'aggressione, Marta Novello è stata dimessa dall'ospedale ed è ritornata a casa. Sta bene, dice il papà, che ringrazia tutti quelli che gli sono stati vicini. Marta varca il cancello della sua abitazione poco prima delle 14:30, è in auto con il padre, mentre ad attenderla fuori sono gli amici di una vita che la scortano e fanno in modo che il suo ingresso in casa sia il più veloce e riservato possibile. Un vero e proprio scudo umano. Marta non vuole parlare, dicono, e anche loro preferiscono non rilasciare dichiarazioni. Resta il fatto che in questo sabato di Pasqua quello di Marocco è un sospiro di sollievo collettivo. A quasi 2 settimane dall'aggressione per la quale si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio e tentata rapina aggravata, un quindicenne che abita a poche centinaia di metri in linea d'aria. A rompere gli indugi è però il papà di Marta, Luigi Novello. Diciamo sì che non possiamo non essere felici. Marta sta abbastanza bene, diciamo che adesso cammina con le sue gambe. Avrà ancora un lungo periodo di convalescenza per rimettersi. Però insomma un passetto alla volta. Una convalescenza quindi che si preannuncia lunga, come spiegano anche dall'ULSS. In 2 settimane di ricovero, prima in terapia intensiva, poi in chirurgia, Marta ha subito 3 interventi. Il primo per le ferite multiple riportate, tra cui una penetrante alla schiena che aveva raggiunto fegato e polmoni, il secondo di chirurgia plastica per la sutura di numerose ferite agli arti e al volto, un terzo per la lesione di una mano. Ferite in via di guarigione, spiega il dottor Stefano Formentini, direttore del Cafoncello, ma serviranno altre visite per il trattamento delle cicatrici. Ad augurare pronta guarigione a Marta è l'intero staff dell'ospedale con il direttore generale Francesco Benazzi. Siamo stati tutti molto toccati e coinvolti dalla vicenda di Marta, siamo felici di averla dimessa per Pasqua, rientrare a casa è un passo verso la guarigione. Le parole di Benazzi, ai sanitari il grazie di papà Luigi. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutto l'ospedale Cafoncello e tutti gli staff medici che hanno seguito Marta, che sono stati splendidi tutti quanti. Ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini in questo momento e che hanno dato la forza anche a Marta per venire fuori. Papà Luigi che lancia anche un appello. Diciamo che adesso ha bisogno di stare tranquilla. Di essere lasciata in pace. Di essere lasciata in pace da tutti. Siamo alla cronaca, tragedia nell'Alta Padovana, perde il controllo del suo scooter e cade violentemente a terra, muore un 19enne, studiava al liceo Giorgione di Castelfranco.
A distanza di qualche ora dal terribile incidente, il cuore di Alessio Bariam Canagi ha smesso di battere. È morto alle 8 di questa mattina all'ospedale di Treviso il 19enne che ieri sera ha perso il controllo del suo scooter Yamaha finendo violentemente a terra. Il grave incidente è avvenuto in via Meolde a Piombino, dove il ragazzo abitava con la famiglia. La tragedia si è consumata tra il tardo pomeriggio e la sera di venerdì, quando il ragazzo è uscito con lo scooter per fare un giro fra le strade del comune. Si era allontanato poco dalla sua abitazione quando ha perso il controllo. Il giovane è stato subito soccorso e, vista la gravità delle condizioni, trasportato con l'elicottero all'ospedale Cafoncello. Questa mattina la terribile notizia: Alessio, in seguito alle ferite riportate, non ce l'ha fatta. La famiglia del giovane è molto conosciuta in paese. Il papà lavora nella macelleria di un supermercato proprio nel comune di residenza. Il 19enne studiava al liceo Giorgione di Castelfranco. Ben voluto da tutti, era appassionato di calcio, tanto che giocava nelle giovanili dell'Union Dese. Questa mattina la società, nella sua pagina Facebook, ha voluto ricordare Alessio. Blitz all'alba dei carabinieri del NAS di Treviso nella Marca, ma anche nelle province di Padova, Cosenza, Napoli e Torino. I militari hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso nei confronti di 17 persone, per lo più bodybuilder, personal trainer e sportivi amatoriali acquirenti di sostanze attive ad effetto dopante. 12 persone sono state denunciate, tra cui 8 sono trevigiani. Devono rispondere del reato di ricettazione di farmaci. I carabinieri hanno sequestrato complessivamente 1 migliaio di pezzi tra confezioni, flaconi, fiale e compresse di farmaci e sostanze farmacologicamente attive ad azione dopante, steroidi, estrogeni, ormoni della crescita, per un valore complessivo di circa 12.000 euro. Vax Day oggi nella Marca per la classe 1935. Tutto è andato secondo le aspettative. L'adesione, confermano i sanitari, è attorno all'80%. Bene la sperimentazione della modalità drive-in a Castelfranco, che i sindaci chiedono sia replicata su tutto il territorio. Sono molto contenta, mi sento rassicurata e ho molto stima e fiducia di voi tutti, dei medici. La signora Giuseppina attendeva con ansia questo momento e con lei tanti coscritti del 1935 chiamati al Vax Day in tutta la Marca, campagna vaccinale che a Castelfranco ha visto la sperimentazione della modalità drive-in nel piazzale del Melody, anamnesi e inoculazione direttamente in auto. Troppo bene così, vedendo dove che lo fanno in altre parti, c'era mettersi le mani sulla testa. Era tanto che aspettava, perché la moglie è già fatta un mese fa, che è più giovane di me. Il Vax Point a Castellano è riuscito a vaccinare circa 35 persone all'ora, anche grazie all'aiuto arrivato ai sanitari dai carabinieri in pensione e dagli alpini, i primi incaricati di gestire l'arrivo degli assistiti, i secondi di accompagnare i veicoli nell'area di sosta. Poca attesa nelle file e quindi mi sembra che la gente risponde in maniera molto efficace. Sul posto diversi sindaci del territorio che si sono accertati che tutto filasse liscio. È sicuramente una soluzione che per la Castellana è un'ottima soluzione, consente la comodità, consente anche l'avversità, di superare le avversità del meteo. Siamo soddisfatti di quanto siamo riusciti a ottenere, ringraziamo anche chiaramente l'USL, il direttore generale, per la disponibilità che ci ha concesso. Noi questi giorni ci siamo attivati con le assistenti sociali che sono passate casa per casa e che hanno dato le indicazioni tranquillizzando il più possibile. Un modello da replicare in tutta la Marca anche per il sindaco di Castelfranco e presidente della provincia. Io penso che oggi questa sperimentazione dia degli elementi all'ULSS per poter essere sempre più performanti nella inoculazione dei vaccini e ne abbiamo bisogno. Resta la gioia di chi da mesi è costretto in casa. Se sarà in casa, se va sull'orto, se va a fare la spesa e nient'altro. Mi ha intristita molto, io sono molto solare per natura, comunque sento la tristezza. È giusto fare. E dopo sarà quel che Dio vorrà. Ci spostiamo ora a Borso del Grappa. Aumenta il numero dei contagiati riconducibili al maxifocolaio scoppiato dopo un funerale. Il sindaco ai concittadini a Giamo con senso di responsabilità.
Salgono a 22 le persone contagiate dal virus dopo aver partecipato ad un funerale celebrato la scorsa settimana a Borso del Grappa, che si è trasformato in un maxi focolaio. Segnalazioni pervenute all'ULSS 2, che sta ricostruendo i contatti, descrivono una corale senza o quasi mascherine. Una dura prova, quella che il piccolo comune del Trevigiano si appresta ad affrontare proprio durante le festività pasquali. Dopo i primi 12 positivi trovati tra i partecipanti, in molti hanno risposto all'appello del primo cittadino a sottoporsi al tampone. Dei 40 cittadini che si sono presentati a fare il tampone, 10 sono risultati positivi, quindi aggiungiamo ai 12 positivi precedenti, aggiungiamo altri 10. Questo conferma che il contagio è stato importante. Ieri sera il sindaco ha lanciato un altro appello ai cittadini di farsi avanti e di sottoporsi a tampone. Ieri un nuovo posto in cui il sindaco Flavio Dallagnol redarguisce i suoi concittadini ad agire con senso di responsabilità, rivolgendosi a chi ancora non si fosse sottoposto al test per capire il livello di diffusione del contagio, che al momento risulta il più alto rispetto ai comuni limitrofi, superando la soglia dei 200 casi per 100.000 abitanti, e l'invito al rispetto delle regole e della quarantena. Tutti i positivi vengono ovviamente presi in carico, tracciati, messi in quarantena con i relativi contatti, quindi è un sistema di presa in carico di positivi e di contatti stretti che si allarga sempre di più. Ritardi dei vaccini e dosi a singhiozzo, le parole del virologo Maurizio Pregliasco. Rimane l'incognita delle dosi, perché io credo che oggi in Veneto, ma non solo, lo dico anche per la mia Lombardia, la struttura c'è per vaccinare, e anche nel mio ospedale al Galeazzi di Milano stiamo andando con le vaccinazioni al trotto, ma siamo organizzati per andare anche al galoppo, ma ovviamente ci mancano le munizioni. Io credo che siamo proprio nella stessa situazione paro paro delle mascherine, no? Ricordiamo insieme il disastro, il dolore, la sofferenza, i pasticci che ci sono stati, anzi che ancora continuano a esserci magari sulla qualità di alcune delle mascherine in commercio, no? Perché c'è un bisogno che è in quel caso si era incrementato praticamente da un giorno all'altro rispetto alle esigenze normali. Io credo nell'arco di 3-4 mesi i vaccini ne avremo in abbondanza, potremo anche sceglierli, alla luce anche del disastro comunicativo che c'è e che mi ha fatto vedere anche ieri una nostra candidata alla vaccinazione che non voleva AstraZeneca ma voleva Moderna perché era anche meglio di Pfizer. Questo è incredibile perché non è così, però no, la comunicazione anche sulla qualità dei vaccini porta a differenze di virologi, diciamo così, da bar, che hanno intrasentito questa grande infodemia a volte pasticciona. Dobbiamo immaginare questa come un'epopea, come una guerra, se vogliamo usare questo paragone, che ovviamente come tutte le guerre deve vedere una flessibilità e una riorganizzazione, quindi anche un po' di pazienza da parte dei cittadini rispetto a quelle che possono sembrare rispetto alla propria esigenza degli infastidimenti o dei ritardi. Quindi una flessibilità massima e una massima disponibilità di occasioni. Ed ora invece parliamo delle scuole. Gli studenti delle superiori torneranno in presenza a rotazione al 50%, intanto il parco dei mezzi pubblici è pronto a riaccoglierli in sicurezza. Così si riparte mercoledì le lezioni in presenza per tutti gli studenti, mentre al 50% per le superiori a rotazione settimanale. Per le scuole superiori, anche se il decreto del governo prevede fino al 75%, la cautela impone a noi di fare come avevamo già scelto di fare, cioè il 50%, ovviamente a rotazione, ma in modo da permettere a tutti di tornare a scuola, di avere un rapporto diretto con i docenti. Ciò non toglie che, monitorando i contagi nel breve periodo, si possa allargare al 75% la platea dei presenti in aula. Se, come auspichiamo e come sarà, andremo a scendere, è evidente che allora aumenteremo la presenza a scuola. Obiettivo: evitare sovraffollamenti, specie relativi agli spostamenti con i mezzi pubblici, nonostante le misure siano già state collaudate dagli stop and go precedenti. Schierato nuovamente il parco di 400 mezzi della mobilità di marca, già rinforzato con altri 20 dei privati. Noi eravamo già pronti, quindi avevamo già organizzato il servizio per il giorno 7, quindi con il potenziamento anche dei 20 autobus urbani, quindi ritorniamo a quello che siamo rimasti nel momento in cui c'era la chiusura delle scuole.
Restano monitorati i possibili assembramenti. Potevano esserci degli assembramenti, ma questo abbiamo visti alle autostazioni più che sugli autobus, perché l'incarrozzamento è stato regolare e il 50% di capienza di merci è stata confermato in ogni parte, quindi da quel lato non abbiamo problemi. Qualche problema c'è sulle autostazioni, vigileremo che questo non succeda più. Sostegni e chiusure selettive, l'appello di uno dei ristoratori che vede disattese le speranze di riapertura dopo Pasqua. In zona arancione per tutto il mese bar e ristoranti rimarranno chiusi. Chiediamo i soldi, cioè io in 6 mesi che ho percepito 1.000 euro, lei può ben capire che non ho bisogno di un vaccino per sopravvivere, perché morirò di fame. Questo è l'SOS, l'ultimo in ordine di tempo lanciato da uno dei tanti ristoratori che dopo un anno di auspicate riaperture dovrà far fronte ancora per tutto il mese di aprile alle restrizioni della zona arancione in cui ristoranti e bar restano chiusi. Problematiche che si rinnovano e si aggiungono ai mancati o arrivati in pillole sostegni, nel caso di Piccin quantificabili in 1.000 euro in 6 mesi. Abbiamo in Italia il coronavirus, abbiamo la variante inglese, abbiamo varie varianti, ma la cosa che sta facendo più danni è la variante imprese. Ricordiamo che anche nel decreto sostegni di Draghi per la ristorazione sono previste delle elemosine, non si guardano assolutamente nemmeno gli studi di settore. Spirito di collaborazione per arginare il virus, misure di sicurezza attivate nel locale. Ora le attività allo stremo chiedono che vengano valutate chiusure mirate. Noi saremo anche per la chiusura nel momento in cui siano verificati dei focolai, quindi chiusure selettive, territoriali d'emergenza, ma non fare di tutta l'erba un fascio. E questa sarà un'altra Pasqua in zona rossa, sempre più alto l'allarme solitudine, come conferma anche Telefono Amico. Noi ci siamo ogni giorno, dalle 10 di mattino a mezzanotte. Un'altra Pasqua in zona rossa, un'altra festività chiusi in casa. A un anno di pandemia e boom di richieste di aiuto con centinaia di chiamate a Telefono Amico per via di condizioni legate all'emergenza sanitaria, per tristezza e stanchezza, ma c'è anche molta rabbia e frustrazione legata alle condizioni del momento. Dall'inizio della pandemia sono centinaia le richieste di aiuto arrivate al Telefono Amico Treviso, l'organizzazione di volontariato che da oltre 25 anni risponde a chi ha bisogno di parlare e condividere le proprie tensioni emotive. Telefono Amico che anche in questa occasione implementerà il servizio proprio per dare compagnia e dare un supporto a chi è proprio a casa da solo. Ma l'invito che rivolgo, vista anche la bella stagione, è quello di guardare oltre il proprio terrazzo e quindi di riuscire ad essere comunità avvicinandosi, se non fisicamente, facendo una telefonata in più o un pensiero alle persone che ci sono vicine. I volontari di Telefono Amico Treviso cercheranno dunque di andare incontro ai bisogni della comunità, offrendo un supporto psicologico anche a Pasqua, perché alle volte le festività possono divenire un momento critico per le persone in emergenza emotiva. E quest'anno per Pasqua saremo disponibili sempre dalle 10 di sabato 3 aprile alla mezzanotte di lunedì 5 aprile al numero 02 2327 2327. Buona Pasqua a ciascuno di noi. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio ed ora ci spostiamo a Castelfranco. Le due società municipalizzate del comune si fondono. La nuova azienda unica potrà assolvere a servizi manutentivi e di gestione degli alloggi popolari. Risanamento del debito di AEP da 15 milioni a 3,5. Step alla base del percorso di fusione con Castelfranco Patrimonio Servizi, le aziende partecipate del comune che hanno annunciato la conclusione del processo di accorpamento e l'efficientamento dei servizi. Le azioni fatte per il risanamento del debito hanno oggi creato le condizioni perché si possa fondere all'altra azienda partecipata
dal comune di Castelfranco Veneto al 100%, che dà servizi di manutenzione piuttosto che servizi cimiteriali, piuttosto che di gestione di piscina, insomma fare un'azienda unica, e questo consente di generare delle economie di scala che daranno alla città un braccio operativo più prossimo alle esigenze dei cittadini. Fusione di CPS, che si occupa di manutenzioni, e AEP, che gestisce 500 alloggi popolari, servizi che oggi più che mai risultano di supporto essenziale alle famiglie. L'AEP ha un patrimonio di circa 600 unità immobiliari che fabbisognano costantemente di manutenzione. L'amministrazione, il comune ha 200 km di strade, 9.000 punti luce, e quindi abbiamo un cimitero per ogni frazione, oltre a quello del capoluogo, e abbiamo la gestione dei parcheggi. A centrare sotto un'unica regia tutti questi servizi credo sia sotto la luce degli occhi di tutti, che produrrà sicuramente un miglioramento della gestione di questi servizi. A dare l'annuncio, oltre al sindaco, il presidente e il direttore AEP. Dopo Treviso arriva anche nei centri di Castelfranco e Montebelluna l'aspiratore elettrico di Contarina per i centri storici, sarà a emissioni zero. È entrato in funzione da pochi giorni a Castelfranco e Montebelluna, sembra un grosso aspirapolvere, ma è qualcosa di più. Si tratta infatti di un aspiratore elettrico già in uso a Treviso e prima ancora in diverse capitali del nord Europa, impiegato per la pulizia dei punti più difficili da raggiungere con le normali spazzatrici. Un grosso aspirapolvere elettrico che serve per raccogliere i rifiuti minuti che si trovano sulle piazze e sulle strade dei centri storici. Si tratta di un mezzo elettrico che non fa polvere e raccoglie però rifiuti anche di grosse dimensioni tramite l'aspirazione. A Castelfranco il mezzo di Contarina sarà in azione sabato pomeriggio nelle vie principali del centro storico e lungo tutto l'esterno mura, con particolare attenzione a Piazza Giorgione, mentre a Montebelluna pulirà le piazze principali e Corso Mazzini ogni mercoledì pomeriggio. Di città più viva e sostenibile parla il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, sul decoro urbano si sofferma invece il collega Severin. In questo modo possiamo aspirare dai bicchieri di plastica buttati per terra ai mozziconi di sigaretta, piccole carte, scontrini eccetera, che sono sempre spiacevoli da vedere. Mi auguro che ovviamente questo non sia un incentivo a buttare cartacee per terra eccetera eccetera. Ed ora siamo invece alla nostra pagina da Belluno e provincia. Sono disseminate nel territorio, nascoste tra le case, a volte invisibili ma pericolose. Parliamo delle frane nella zona d'Alpago. Ce ne sono di più piccole e di più grandi. Per la frana su cui si sta intervenendo, causata dalla rottura di una tubatura, la spesa si aggira sui 100.000 euro, ma ve ne sono di più ampie che richiedono stanziamenti ben maggiori. Ognuna ha poi le sue particolarità e le sue difficoltà. Vedi questa, difficile da raggiungere per i mezzi necessari all'intervento. Il 6 dicembre abbiamo quantificato in circa 12 milioni di euro di interventi di somma urgenza da realizzare. Chiaramente per intervenire bisogna che si assesti tutto il terreno e che le condizioni anche meteo siano ottimali. Quindi qui a Farra siamo intervenuti in questo momento perché le condizioni sono adeguate per intervenire. La provincia di Belluno, competente per le frane nei centri abitati, è impegnata nel cercare di mettere ogni singolo caso in sicurezza. Purtroppo la situazione è complessa per le stesse caratteristiche geologiche e certamente è peggiorata dopo le avverse condizioni meteorologiche del dicembre 2020. Ne abbiamo già appaltata un'altra, sempre qui a Farra, dietro l'abitato del centro storico di Farra, dopo ne avremo un'altra che è in fase di appalto e dopo ne abbiamo una a Chies. Queste per il momento gli interventi che andremo a realizzare in comune di Alpago e comune di Chies. Dopodiché ci sono interventi da programmare che sono tanti e valgono circa 60 milioni di euro, però questi sono interventi che sono dovuti all'emergenza meteo del 6 dicembre, che però dobbiamo trovare le risorse e metterle in programmazione triennale per poter realizzarle con gli adeguati progetti.
Siamo alla cronaca, è stato ritrovato senza vita il corpo del 53enne di Belluno di cui non si avevano più notizie dallo scorso 25 marzo. Oggi attorno alle 14.30, dopo che la sua bicicletta era stata rinvenuta a Fisterre, 100 metri a monte del ponte che attraversa l'Ardo, una squadra ha rinvenuto il corpo lungo il creto di un torrentello che scende da Sopracroda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri vigili del fuoco e la protezione civile. E sono già 11 le somministrazioni di anticorpi monoclonali in altrettanti pazienti bellunesi, stanno tutti bene, dice con soddisfazione il primario di malattie infettive del San Martino, Renzo Scaggiante. Abbiamo questa possibilità da pochi giorni, sono tutti pazienti che abbiamo risentito, stanno molto bene e direi che siamo molto soddisfatti di questa possibilità. Prende piede e si afferma in Ulse Dolomiti la terapia con anticorpi monoclonali capaci di neutralizzare la proteina spike del Covid-19 e di prevenire la sua replicazione virale in pazienti positivi che devono rispondere a determinati requisiti. I pazienti sono pazienti come prevede da indicazioni AIFA, pazienti che abbiano riscontrato da poco una infezione da SARS-CoV-2, che abbiano una paucisintomaticità, quindi non abbiano ancora evidenziato problematiche polmonari importanti, quindi soprattutto andrebbe somministrato entro 10 giorni, ma meglio se dopo 3-5 giorni perché abbiamo il massimo di efficacia. La somministrazione della terapia avviene per via endovenosa, in un paio d'ore il paziente può tornare a casa. I risultati sono più che soddisfacenti, nessuno dei soggetti trattati ha manifestato reazioni avverse e sta rispondendo bene alla terapia al proprio domicilio. Complessivamente 30 i casi valutati per la terapia su segnalazione dei medici di base. Una metodologia di cura per la lotta al Covid-19 che si sta combattendo con tutti gli strumenti oggi a disposizione, a partire dai vaccini. Altra chiusura nel territorio della montagna veneta. Confindustria esprime amarezza per la chiusura della tipografia Piave, nata nell'800 e definita un pezzo importante di storia, sapienza e competenza che se ne va. Il bellunese infatti si sottolinea come non sia solo la terra delle Dolomiti UNESCO degli occhiali del grande manufatturiero, ma anche quella che ha dato i natali a Castaldi. Così Mario Zanetti, presidente della sezione industrie cartarie e grafiche di Confindustria Belluno Dolomiti, commenta la messa in liquidazione della storica tipografia Piave di Belluno, una vicenda in cui hanno pesato l'evoluzione tecnologica di questi anni, l'avvento dell'era digitale, la stampa online, cambiamenti radicali e velocissimi che hanno implicato grandi investimenti non sempre sostenibili, tutti fattori che la pandemia ha drammaticamente accelerato. Siamo quasi al termine di questa edizione, vi ricordo domani una giornata da passare insieme in una Pasqua resa complicata dal Covid e dalle restrizioni. Proprio per questo Antenna 3 domani non vi lascia soli, dedica a tutti voi telespettatrici e telespettatori una maratona speciale con collegamenti dal territorio, tanti ospiti e musica. Si parte alle 10 del mattino con la diretta della Santa Messa solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia. Dopo la Santa Messa la nostra diretta dove non mancheranno vere e proprie sorprese, fino al telegiornale di Treviso delle 19:30, ma i veri protagonisti potrete essere voi con i vostri messaggi, video e auguri. Al numero 0422 162 8332 potrete chiamarci in diretta, mentre al 351 1755 340 potrete mandare i messaggi e video di auguri. Per l'occasione, eccezionalmente solo domani, la replica della Zanzega non andrà in onda, così anche la puntata di Pillole di Digitale prevista domani alle 13:30 invece andrà in onda lunedì sempre alle 13:30. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Bentrovati al meteo. Giornata di Pasqua con il bel tempo sul nostro territorio, ma anche con un clima un po' più fresco rispetto ai giorni scorsi in cui davvero abbiamo assaporato un anticipo d'estate. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto la festività trascorrerà senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Avremo tanto sole con ampi spazi di sereno e solo con qualche modesto addensamento nuvoloso, ma del tutto innocuo. Temperature ancora in calo, minime tra 2 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 13 e i 17 gradi. Stessa situazione poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, con un ampio soleggiamento e un cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche annuvolamento al mattino con cielo a tratti anche coperto, a seguire più sole. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 18 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, auguri di una serena Pasqua a tutti voi. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.